Il primo weekend da capolista solitaria può essere speciale, ma può essere anche portatore di responsabilità, specie se di fronte c'è un avversario che tutto è meno che spacciato. Amici di Sportisi, bentrovati da Francesco Cammuca. Siamo allo stadio comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Fulgatore, anticipo della 10ª giornata del campionato di promozione Sicilia Girone A. Di fronte la prima e la 10ª della classe, in una partita che forse alla vigilia non sembrava poter essere etichettata come tale. Sicuramente ci si aspettava tanto dal Bagheria, che dopo la mancata ammissione in eccellenza ha portato avanti comunque una campagna acquisti importante, una campagna di composizione dell'organico molto importante, che ha portato all'arrivo di tanti giocatori, ma ha portato soprattutto, dopo il primo terzo di stagione, il primo posto solitario, complice anche la prima e rovinosa caduta della stagione per il Regina Mundi, che dopo aver battuto tra le altre proprio la squadra di Angelo Tomasello è caduta sotto i colpi del sorprendente, anzi sempre meno sorprendente ormai, Montelepre di mister Giuseppe Guida, e che adesso si prepara, tornando a parlare del Bagheria, ad affrontare una domenica in cui, anzi un weekend in cui, perché no, tentare di mettere ancora più pressione, allungando naturalmente con una vittoria contro il Fulgatore, che come detto è squadra non in un ottimo momento di forma. Ripeto ancora una volta, il 10º posto della squadra bianco-blu trapanese, che però arriva a questa partita con la consapevolezza e con la voglia, oltre che di rovinare i piani della capolista, anche per cercare di rialzare un po' la testa. La squadra affidata quest'anno ad Antonio Messina dopo il regno biennale di mister Mario Marino, con la promozione, dalla promozione all'eccellenza e la discesa nell'anno successivo nel playoff, giocato tra l'altro a una manciata di chilometri da qui, ovvero sia al Fiorilli di Casteldaccia, contro la squadra Oro e Amaranto. Tutto pronto per l'inizio della sfida, si attende solo il fischio dell'arbitro, che arriva in questo istante, quindi mettetevi comodi. A inizio Bagheria Fulgatore col primo pallone gestito dalla squadra di casa in tenuta verde fluo, con il colpo di testa a mettere fuori. Allora è anche il momento di andare a vedere le due formazioni scelte dai rispettivi allenatori. Per l'appunto Messina per il Fulgatore e Tomasello per il Bagheria, che fa il primo giro palla della sua partita, con la palla che torna indietro da Costa, appoggio a Cagnina. E allora le formazioni, partendo con il Bagheria che si schiera appunto con Cagnina tra i pali, mentre intanto c'è questo lancio che arriva dalle parti della difesa ospite. C'è Bartoloni che adesso è in possesso di palla con il numero 2, il numero 3 è Cinà, il numero 4 è Rama, il numero 5 è Costa, il numero 6 è Perricone, il numero 7 è Fiorentino, il numero 8 è Caracappa, il numero 9 è Andrada, numero 10 Lucera, numero 11 Giglio. Dall'altra parte risponde il Fulgatore, che qui si sta difendendo proprio dalla giocata di Lucera. Il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, arriva sulla palla Vito Grimaudo, che è il portiere anche in questa stagione del Fulgatore. Poi col numero 2 Genna, col numero 3 Cirrone, con il numero 4 Occhipinti, col numero 5 Reina, col numero 6 Capitan Calamia, col numero 7 Castiglione, il numero 8 col numero 7 Saul Castiglione, col numero 8 Giovanni Castiglione, numero 9 Cannavò, numero 10 D'Amico, numero 11 Peralta. Giro palla da parte del Bagheria, che coinvolge Bartoloni. Il servizio è per Lucera, che parte sempre defilato sulla sinistra, viene fermato. Recupero di Rama. Costa alza la testa, cerca di lanciare, c'è l'inserimento di Giglio, l'uscita da parte di Grimaudo e cenno di intesa tra Giglio e Cristian Costa. Grimaudo che può gestire con calma il pallone, fa salire i compagni, li vuole tutti su, resta comunque a pressare il Bagheria con questo lancio del portiere, raccolto di testa da Perricone. Poi altro colpo di testa di Caracappa intercettato per ad arrivare Cannavò. La palla girata poi sul versante di destra per la squadra di Messina, che attacca, c'è l'intervento e poi il fischio
per un fallo commesso da Cannavò. Allora punizione Fulgatore dopo i primi 3 minuti del primo tempo. Aldo Perricone che sistema la palla, il direttore di gara che chiede al capitano del Bagheria di indietreggiare di qualche metro il punto di battuta. Incontro Andrada, Perricone decide di giocarla lui lunga con l'apertura per Cina. Lancio di Cina, ancora a cercare di premere la corsa di Giglio. Giglio, la sterzata, passa in mezzo a due, ancora Giglio in area, va giù, non c'è nulla. Secondo il direttore di gara, contatto tra Saul Castiglione e Giglio. Direttore di gara che non ha ravvisato gli estremi per il calcio di rigore. Poi la palla che finisce oltre la linea laterale, una rimessa da ripetere però per il Bagheria, anzi c'è il cambio rimessa, non da ripetere ovviamente. Invita alla calma mister Messina. Dunque primo brivido in un certo senso della gara. Intanto c'è un contatto. Le proteste dei giocatori del Folgatore. È rimasto a terra Genna. Adesso anche il capitano Calamia va a chiedere spiegazioni. Un problema per Genna. Si ripartirà comunque con un fallo laterale in favore del Bagheria. Le indicazioni anche di Cagnina ai suoi compagni, a Costa, a Cina, cercatelo sempre. Evidentemente il riferimento è fatto a Giglio, che sta scappando spesso e volentieri dalla guardia di Saul Castiglione, mentre si rialza Genna. Sembra tutto a posto per lui. Si riparte con il fallo laterale. Perricone. Per vie centrali Rama, che sta prendendo le redini del centrocampo in attesa anche che torni a pieno servizio anche Manfredi Di Giorgio, che naturalmente non fa il suo stesso ruolo, però è un giocatore che potrebbe catalizzare senza grossi problemi il centrocampo del Bagheria. Bartoloni, Lucera, pallone di ritorno ancora per Bartoloni che si inserisce, prende il tempo al suo avversario, non riesce a dare l'altra palla di ritorno a Raimondo Lucera, senza dubbio la star del Bagheria in queste prime partite, giocatore che sta confermando il suo status universalmente riconosciuto di giocatore fuori categoria. Lo ha già dimostrato al San Giorgio Piana lo scorso anno, lo sta confermando in maniera anche abbastanza prepotente quest'anno, e considerando l'assenza di un altro fuoriserie come Giorgio Stassi, la bravura di Raimondo Lucera è quella di essersi preso la squadra sulle spalle, almeno in queste prime 13 partite tra campionato e Coppa Italia. Ricordiamo che il Bagheria ha passato i primi 2 turni, prima eliminando il Bagheria 90-0-11 nel primo turno, poi compiendo una bella impresa sul campo del Nicosia. Rama ancora a cercare questa traccia sulla destra per questa volta Caracappa, che non può arrivare. Palla che è andata fuori, dicevo, del Bagheria, che ha superato, Bagheria Città delle Ville ha superato il Bagheria 90-0-11 e il Nicosia, e adesso attende la sfida contro il Gemini, con l'andata che si giocherà qui al Comunale il 14 dicembre. Intanto colpo di testa di Bartoloni, per la palla gestita in mezzo al campo dal Folgatore. C'è il recupero però
messo in atto dal Bagheria, servizio ancora per Gio, colpo di testa a mettere fuori, cerca la giocata Sol Castiglione, in qualche modo ci riesce, poi esce bene dalla sua zona di competenza Perricone e colpisce di testa. Non può arrivare Andrada, poi la palla girata da Cannavò per Genna che si è ripreso ormai definitivamente, Bartoloni non tiene la palla in campo. E allora è fallo laterale per il Fulgatore nella metà campo avversaria, davanti alla panchina occupata da Angelo Tomasello. La palla gestita sulla destra, Giovanni Castiglione imposta, servizio poi spalla alla porta per D'Amico che si gira. Il cross di Genna, Cagnina senza problemi. Cagnina, classe 2005, fondamentale per un portiere di questa qualità e anche di questa età, considerando la regola degli under, mentre può avanzare. Palla al piede Josué Andrada, lancio lungo a cercare la corsa di Lucera che è in posizione regolare, anzi no. E Lucera che qui invoca un maggiore tempismo per i compagni nel tentare la giocata, mentre Vito Grimaudo è pronto alla battuta. Pronto a rinviare, portiere anche quest'anno, leader difensivo insieme a Capitan Calamia del Fulgatore. Occhio a quel colpo di testa, tentato e riuscito a Scirrone, quella palla che arriva dall'altra parte, Bartoloni con l'anticipo, Cannavò alla fine recupera il pallone inseguito proprio dall'argentino, oltre che da Rama che vuole avere l'ultima parola, mette la palla in fallo laterale. Siamo a ridosso della fine del primo scampolo di gara, sta per scadere il 10° minuto, 0-0, nessun tiro in porta per il momento da entrambe le parti, buon ritmo comunque. D'Amico, palla allargata, scambio con Genna ancora una volta, c'è un contatto con Bartoloni, l'arbitro lascia giocare, protesta Alessio Genna, uno dei veterani, classe 93. I due terzini Genna e Scirrone, entrambi nati nel 93 e Grimaudo nato nel 90. Una bella batteria completata dal 91 Reina scusate, dall'87 Totò Calamia, all'alba dei 37 anni per lui. Cagnina, Cina, viene incontro Caracappa, la palla torna dalle parti di Daniele Cagnina. Fa salire i compagni, ritmo abbastanza blando in questa fase imposto dal Bagheria. Arriva praticamente alla linea dei 3/4 Cagnina, poi va a lanciare, sponda di Lucera, viene incontro Caracappa, il tacco splendido per Fiorentino, l'intervento da parte di Cirrone, sarà fallo laterale, però bella trama in questo caso, addirittura Lucera a fare il pivot con la sponda, bravo Caracappa con la giocata a spalla alla porta. Lucera cerca di saltare senza successo, Genna lo stende, punizione, e qui avvisaglie di pericolo per la porta difesa da Grimaudo con Raimondo Lucera sul punto di battuta. 12° minuto in corso, 0-0 al comunale tra Bagheria e Fulgatore, e l'ex tra le altre di Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piana pronto alla battuta. C'è il fischio dell'arbitro non per battere la punizione ma per farsi due chiacchiere con i presenti all'interno dell'area di rigore, in particolare Perricone. Costa a colloquio col direttore di gara, ma adesso si può battere la punizione. Fischia l'arbitro, la battuta di Lucera, rasoterra allontanata dalla difesa del Fulgatore, per recupera Fiorentino che ricicla il possesso. Rama con la giocata, anzi trattava di Andrada, decide di ricominciare da capo Cinà. Rama ultimo uomo, ancora per Alfonso Cinà che la vuole gestire con calma, prova a dare ritmo dalla panchina, dall'area tecnica Angelo Tomasello. Lucera, serie di finte, prova a disorientare il suo avversario che era Reina
in insolita proiezione offensiva. Costa, il tacco qui tentato da Giglio per la corsa di Caracappa, fermato dal buon intervento di Cirrone, rimessa nella propria metà campo, anzi praticamente negli ultimi metri di campo per il Fulgatore, proprio con Alberto Cirrone. Cerca di alzare il pressing adesso il Bagheria, palla lunga, stacca il più piccolo in campo, ovvero sia Rama, che poi prova a saltare di nuovo, questa volta salta sulla schiena di D'Amico, il fallo dell'ex Oratorio Marineo e Parmobal. La punizione per Cirrone, che ha guadagnato forse qualche metro, lo lascia fare il direttore di gara. Cirrone batte lungo, palla che arriva dalle parti di Aldo Perricone, che stacca imperioso, proprio come ha fatto contro il Cus Palermo in un gol pesantissimo per l'economia della gara. Cirrone di testa sul lancio di Lucera, poi prova a raccogliere ancora il Fulgatore qui con l'entrata di Occhipinti in fallo laterale, già battuto da Cinà. Costa per Rama, Andrada lascia scorrere perché c'è il suo connazionale Lautaro Bartoloni. Lucera, serie di finte, sempre contro Genna, chiama il pallone Rama, lo ottiene, sponda per Costa, chiama incontro i compagni, trova Cinà vicino a lui, ancora Cristian Costa, un po' rischiosa questa palla. Perricone, palleggiano i due centrali odierni del Bagheria. Poi Costa torna alla sua solita giocato, però l'apertura su Giglio, colpi di testa di Cirrone, poi è Saul Castiglione con l'appoggio per Occhipinti, non può arrivare dall'altra parte il Fulgatore con questa corsa andata a vuoto per Lorenzo Peralta, e Cristian Costa può ricevere la rimessa e può gestire con Aldo Perricone. Bartoloni, alza la testa anche lui, cerca la sventagliata su Giglio, è una bella palla e questa volta arriva l'11. Giglio col controllo, poi mette in mezzo, cerca Lucera, il controllo, spalla alla porta di Lucera con finta. Lucera fronteggia contro Genna, in mezzo cerca il tacco fiorentino che poi arriva e la palla esce di pochissimo sul tapin di Fiorentino, occasione Bagheria. E al 16esimo dunque arriva la prima ghiotta palla gol della partita. Qui Lucera che incoraggia i compagni dicendo ora arriva, tranquilli che il gol arriva. Atteggiamento da leader che sta finalmente diventando tale dopo tanti anni di apprendistato in mezzo a tanti grandi giocatori, già a partire dalla sua esperienza palermitana. Adesso prova a mettersi sulle spalle la squadra, è quello che gli chiede Tomasello, che lo ha già avuto a Misilmeri. Costa, ancora Bagheria in possesso, e questo è il canovaccio della partita. Fulgatore che aspetta di testa Giglio per l'inserimento di Fiorentino, che arriva prima, il servizio per Lucera, posizione regolare, Lucera al limite, Lucera la finta, viene esteso da Cirrone e allora occhio a questo piazzato, è giallo anche per Cirrone. Primo cartellino giallo della partita, minuto 17 che si avvia a scadere. E ancora Lucera, questa volta si è messo in proprio, forse poteva servire Giglio, ha cercato naturalmente la giocata con gli effetti speciali, come spesso gli capita di fare. La punizione per il Bagheria, minuto 18 in corso, sistema la barriera il direttore di gara
posizione frontale, quindi anche difficile per il direttore di gara, per il portiere coprire, anche perché decide di stare a destra rispetto al punto di battuta. Il direttore di gara si allontana, la palla ce l'ha Perricone. Sono in 5 in barriera per il Fulgatore, fischia l'arbitro, la rincorsa di Perricone, la palla bloccata senza grossi problemi da Grimaldo. Ci ha provato col mancino il capitano, che ci ha preso gusto evidentemente dopo la rete. Contro il Cus. Intanto l'anticipo secco di Bartoloni cerca di non far respirare l'avversario, il Bagheria. Peraltà mandato lontano da Costa, poi pressato adesso da Andrada, si appoggia a Genna, passa per vie centrali dove c'è D'Amico. Il servizio largo, ancora Genna a gestire. Poi D'Amico, la chiusura ai suoi danni di Andrada, poi Perricone bravo anche su Peralta, e allora recupera il pallone il Bagheria senza far avvicinare più di tanto il Fulgatore alla zona pericolosa del campo. Caracappa, anche lui ormai sta trovando il gol con una certa facilità. Assegno anche al Nino Vaccara contro il Mazzara 6 giorni fa, una partita è finita 0-3, ma se posso permettermi, più per imprecisione da parte della squadra nerazzurra. La palla che arriva a Cagnina, 20° in corso. Cagnina riesce a trovare Bartoloni con un bel lancio. Andrada, dialogo con i due argentini. Ancora Lautaro Bartoloni per Andrada. Rama alza la testa, cerca compagni a servire, si affida a Cina. Cina mette la palla fuori. C'è un giocatore a terra nel Fulgatore. Si tratta ancora di Genna che zoppica e mi sa che è pronto un cambio nel Fulgatore, perché evidentemente ha patito la botta presa in precedenza nello scontro fortuito con Bartoloni. Genna. E allora al suo posto con la maglia numero 16 entra Adriano Lucido, classe 2003. Dunque già spende un cambio mister Messina. Mentre viene trattato a bordo campo Genna. Dunque entra Lucido. Subito chiamato e sollecitato dai compagni Lucido. Rama, apertura ormai solita dalle parti di Giglio, che controlla, questa volta si va quasi a defilare verso il calcio d'angolo. In qualche modo si libera, ancora Giglio, passa per vie centrali, Caracappa, resiste ad una carica dopo una finta, poi ancora Lucido ad intervenire, la pressione di Fiorentino che quasi recupera il pallone, poi si lotta e alla fine la palla ce l'ha il Bagheria con il primo calcio d'angolo della partita. Lucido si è andato a mettere sulla sinistra, adesso vedremo anche come si andrà a risistemare il Fulgatore sulla linea difensiva, visto che è venuto meno il terzino destro titolare. Qui attenzione al calcio d'angolo, serie di contatti. Allora il direttore di gara ancora una volta fischia, vuole vederci chiaro, vuole parlarci sopra. Tutto ok, soprattutto sul primo palo dove c'è Fiorentino. C'è il fischio e la battuta del calcio d'angolo. La palla che spiove, non arriva Cina, arriva per primo Andrada che sbuccia il tiro, poi Perricone la difende. Conclusione di Costa e palla che si perde fuori di pochissimo. E anche l'altro centrale difensivo allora si iscrive alla partita. Qui Costa è andato veramente ad un passo dal gol dell'1-0. Alla fine Bagheria che è riuscito a manovrare anche su situazione di palla inattiva, quasi come se fosse un'azione di rimessa. Alla fine Cristian Costa ha soltanto sfiorato la rete dell'1-0. Qui Giglio va a pressare su Grimaldo. Il lancio del portiere del Fulgatore, Bartoloni con l'anticipo. E alla fine decide di far scorrere in fallo laterale.
Pericone. Bartoloni. Superata la metà del primo tempo, sempre 0-0 al Comunale, ma sono già un paio le palle gol sfiorate e non sfruttate dal Bagheria. Lucera prova a far correre Bartoloni, c'è la chiusura, allora attenzione perché a campo aperto adesso il Fulgatore, ma è bravo Perricone in anticipo su Cannavò. Poi lo scontro con Reina, che adesso sembra essersi messo lui a fare il terzino destro, è scalato Saul Castiglione a fare il terzino sinistro. Lucido gioca a centrocampo. Costa verticalizza di testa Calamia, poi Lucido con la giocata non perfetta. Fiorentino, c'è anche l'arbitro in mezzo. Fiorentino prova a far passare Reina prima di Lucera, poi pallone allontanato. D'Amico, l'anticipo di Caracappa che è sul pezzo questa volta. Ora Caracappa con la testa alta, con l'appoggio ad Andrada che prova il break centrale. Ancora Andrada che si inserisce tra le maglie bianco-blu, poi fermato ancora da Reina, molto attento. Peraltà lo porta fuori Costa, sovrappone sul Castiglione, la palla è per lui. Ancora il 7 che circumnaviga Caracappa, poi passa alle vie centrali dove c'è solo Andrada. E il lancio di Andrada per Giglio. Giglio prova a prendere velocità, passa su Cirrone, contatto. Non c'è nulla secondo il direttore di gara anche questa volta. E allora niente rigore per la seconda volta su Giglio. Seconda situazione dubbia. Intanto il fallo ai danni di Andrada, mentre vi segnalo come di consueto che potrete vedere diverse partite in diretta sul canale YouTube Sportisiri TV, oltre ovviamente a Bagheria Fulgatore che è quella che state seguendo. Occhio al Toccia Stadium di Palermo, dove si sta per giocare la partita tra Palermo Futsal Club e Oratorio Santissimi Cosme e Damiano di Serie C2 di calcio a 5. Stesso campo a seguire la partita tra Merlo Calcio a 5 e Vigor San Cataldo di Serie C1, e a completare il poker di giornata la partita sempre di Serie C1, questa volta dal Pala Don Bosco di Palermo, tra il Palermo Calcio a 5 e il 3M Palermo, il derby cittadino nelle zone nobili della classifica. Lucera. Il dribbling di Raimondo Lucera che prova adesso a puntare, serie di finte contro Reina. L'ultimo tocco è del difensore del Fulgatore e dunque è ancora angolo, il secondo per il Bagheria. Arriveranno anche le immagini dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo per Castellammare San Giorgio Piana, non in diretta ma comunque con gli highlights da noi prodotti. Intanto occhio alla battuta dalla bandierina di Raimondo Lucera, effetta rientrare col destro Lucera, per poco non trova il gol olimpico, la smanacciata fuori Grimaudo, calcio d'angolo. Lucera che sente il piede caldo dice a Caracappa lasciami la battuta, invece mi sa che va proprio un altro ex Misilmeri con il numero 8. Ancora contatti con Cirrone che viene catechizzato dal direttore di gara. Il fischio adesso per la battuta da parte di Samuele Caracappa. Secondo palo, Perricone anticipato, c'è stato uno scontro con Reina abbastanza fortuito. Lucera prova ad andare sul fondo, salta Reina, anzi salta Cirrone. Tocco da parte del difensore del Fulgatore, secondo il direttore di gara. Allora terzo corner in fila per il Bagheria, il quarto complessivo, questa volta con Lucera. Mucchio in aria, Lucera va sul secondo palo, questa volta è semplice per Grimaudo. Grimaudo va a lanciare dalle parti di Peralta, attenzione qui al tocco e per poco non coglie in controtempo Rama, che è bravo, svelto, col baricentro basso a riprendere la posizione. Andrada, mentre rientrano i centrali nel Bagheria, allora si può rimettere bene a posto la squadra di Angelo Tomasello.
Bartoloni. Lucera. Sovrappone Rama. Lucera allora prende il centro perché si è liberato lo spazio. Lucera taglia il campo in orizzontale. Vede Giglio, prova a servirlo. Interviene Saul Castiglione che controlla col petto e lancia. Colpo di testa di Occhipinti. Anzi di Peralta. Steso da Lucera. In azione di recupero. Giovanni Castiglione col tocco per D'Amico. Da aria all'azione sulla sinistra per servire Saul Castiglione. Tiro cross che esce male dal piede del numero 7. Giocatore di gamba Saul Castiglione che conferma di poter fare diversi ruoli della fascia. Era partito come esterno, adesso fa il terzino. Cina. Rama. Palla lunga a cercare Bartoloni che riceve dopo che Andrada aveva fatto scorrere. Lucera viene incontro. Cambio gioco. Torna a destra da Cina. Il tocco corto di Cina. Interviene Cirrone che adesso prova a spingere la nuova transizione del Fulgatore. Pallone un po' a metà strada. Interviene Rama. Poi lucido con un po' di fortuna. Saul Castiglione. Cirrone la fa scorrere per controllarla col sinistro. Poi sbavatura. Andrada. Qui chiamato il passaggio per Fiorentino che non ha ricevuto. Costa. Rama. Cina. Può avanzare. Poi il tacco di Caracappa per Giglio che è entrato in area. Giglio, uno sguardo in mezzo, la deviazione. Reclama un fallo di mano qui il Bagheria. Poi Cina intercetta. Giglio riesce a passare in qualche modo. Andrada. Tocco intercettato. Adesso cinge da sede metà campo avversaria il Bagheria. Lascia giocare l'arbitro sul contatto falloso su Andrada. Rama prova a passare come un caterpillar. Alla fine arriva Reina che spazza via, ma la palla ce l'hanno ancora i ragazzi in maglia verde fluo. Pericone. Lancio. Caracappa in posizione regolare, poi lo sovrasta senza commettere fallo Saul Castiglione. Poi contatto su Saul Castiglione sul quale il direttore di gara non vede gli estremi per l'intervento falloso. Portata la calma. Riprende il gioco il Bagheria in possesso. 32esimo in corso, sempre 0-0. Cina. Rama. Andrada viene incontro, ancora Rama. Cina attacca quasi a pieno organico il Bagheria. Cina con il cross. Fiorentino col controllo, poi la palla gli sbatte sul braccio. Applaudita la giocata di Cina. Si ripartirà dal fondo, quasi dal fondo. È una punizione per Vito Grimaudo. Colpo di testa di Cannavò. Poi D'Amico in qualche modo spizza dove c'è Peralta. Peralta subito rimontato, non riesce ad andare oltre gli ultimi 30 metri di campo. Il Fulgatore alla ricerca di un varco, di uno spazio e di un'opportunità per fare male. Bartoloni. Andrada, scambiano i due argentini ancora una volta. Quella palla che in qualche modo passa dalle parti di Giglio.
Giglio, verticale, troppo profonda. E Grimaudo che va a lanciare. Colpo di testa, poi l'anticipo da parte di Rama. Caracappa per Costa. Perricone. Fiondata, intercettata da Cannavò, poi Rama, forse con un braccio, si gioca. Costa. Avanza, palla per Giglio, poi Fiorentino, coglie in controtempo Andrada e la palla finisce in fallo laterale. Cina per Costa. Perricone scambia con Rama. Costa. Cina, tutto largo a destra. Cerca di crossarla, poi intercetta nuovamente Cirrone. La palla che arriva a Rama. Perricone, ancora a pieno organico il Bagheria nella metà campo del Fulgatore. Lucera sterza, viene raddoppiato e fermato definitivamente dall'intervento di Peralta a supporto della difesa. Qui l'entrata regolare su Lucera, altra rimessa nella tre quarti campo avversaria per il Bagheria. Pallone fiondato verso l'area, l'anticipo su Fiorentino, subentra Lucera, ancora Fiorentino, fermato forse con un fallo Lucera, l'arbitro fa giocare. Andrada per Giglio, forse un altro fallo, Giglio! La sblocca Giglio al 36esimo, ci pensa lui, tanto cercato dai compagni nel primo tempo, l'abbraccio con Giorgio Stassi, ma quel che conta di più è che il Bagheria finalmente è riuscito a sbloccarla, è 1-0. L'abbraccio tra Stassi e Giglio e il vantaggio della squadra di Tomasello, della capolista, che la sblocca 10 dalla fine del primo tempo. L'azione tra l'altro viziata da diversi contatti. Si riprende con il fallo laterale per il Bagheria che un minuto fa l'ha sbloccata con Giglio. Eccolo Giglio. Costa. Perricone. Pressato, adesso vedremo se cambierà l'atteggiamento del Fulgatore già in questi ultimi 8 minuti e mezzo di primo tempo. Costa, Caracappa, controlla, poi cerca di girarla, serie di tocchi, ancora Caracappa che prova a domesticarla, subisce fallo. Andrada. Con la giocata Perricone apre dalle parti di Bartoloni. Rama, anzi Andrada. Lucera prova a passare, ci riesce su Castiglione. Ancora la palla poi gestita e c'è il fallo laterale mentre si sono invertiti. Castiglione. Intanto attenzione però, la palla recuperata. Lucera col dribbling incespica sul terreno di gioco. Ha rimesso in gioco Grimaudo. Cirrone con la finta su Giglio, l'autore del gol al 35esimo minuto. Lucera con recupero palla, prova a scucchiaiare dalle parti di Caracappa, controllo e destro! Non può nulla Grimaudo, è 1-2 Bagheria,
prima Giglio, ora Caracappa, ancora in gol il numero 8 e 2-0 per il Bagheria. Qui la gran giocata di Lucera, gran giocata sia dal punto di vista del recupero palla che con la scucchiaiata vincente, due ex Don Carlo Misilmeri a bersaglio. E il raddoppio firmato da Samuele Caracappa. L'abbraccio tra l'assist-man e il goleador ancora a bersaglio. Ha familiarizzato col gol Samuele Caracappa. È tramortito da questo 1-2 il Fulgatore, che stava tenendo bene botta alla capolista. Poi i gol di Giglio e Caracappa. Nel giro di 3 minuti dunque cambia tutto al Comunale, con Raffaele Giglio e con Samuele Caracappa a bersaglio. Ultimi 5 e mezzo prima dell'intervallo al Comunale. Bartoloni, Andrada adesso vuole palleggiare, ma come avvisa Angelo Tomasello, senza perdere campo, anzi guadagnando campo. Pericone torna da Cagnina e dall'altra parte mister Messina che urla sali ai suoi giocatori. Rama torna dal suo portiere. Adesso è nella miglior condizione possibile il Bagheria, quello di poter gestire, quello di poter tenere a bada gli avversari. Il lancio di Costa però è sbagliato. D'Amico, Giovanni Castiglione, lucido, anticipato da Giglio, che poi lancia per Lucera. Posizione regolare, grande aggancio di Lucera. Lucera davanti a Grimaudo. Lucera cala il tris. Raimondo Lucera, dopo l'assist anche il gol e la dedica per la rete del 3-0, ancora lui, sempre Raimondo Lucera. E la palla di Fiorentino cantava letteralmente. Ma che bravo poi Lucera, con le doti tecniche che gli sono sempre state riconosciute, con l'aggancio volante, con la corsa e col diagonale. Forse un po' come è successo anche nel gol di Caracappa, forse Grimaudo si è defilato un po' troppo, si è messo tutto sul primo palo, lasciando una voragine. Un giocatore che di questi spazi non ha bisogno, come per l'appunto Raimondo Lucera. E dunque a 3:20 dal 45esimo minuto e 3-0 si diverte la capolista, che ripeto ha passato una buona mezz'ora a cercare di sfondare la difesa bianca e blu. Poi, una volta trovato il primo gol, ha potuto tracimare. Va detto che il Fulgatore, dopo aver beccato gol da Giglio, ha cercato di alzare un po' il baricentro, ma l'ha fatto nella maniera sbagliata, in maniera blanda davanti e soprattutto concedendo praterie dietro. Cagnina, Cina, Rama chiama la palla a Giglio. Rama prova a servirlo in corsa, posizione regolare per il numero 11 che corre. Cirrone lo aspetta, 1 contro 1 di Giglio che converge, la palla sul sinistro, palla fuori di nulla, grande azione, ma l'ha toccata Grimaudo, è angolo allora. E ad un passo già dal poker il Bagheria, che adesso prova a dilagare e lo fa con un calcio d'angolo che verrà battuto da Raimondo Lucera.
battuta con il destro, primo palo, non arriva nessuno. Allora Lucera ancora sulla seconda palla, è il più lesto, prepara il cross, secondo palo, lungo per tutti, lo insegue Costa che lo tiene in campo contro Lucido. Costa prova a calciarla addosso all'avversario, prova ad arrivare Giglio che rimpalla il lancio, poi cerca di giocarla subito il Fulgatore che non si accontenta della rimessa. Fiorentino la riconquista e poi si scontra anche con Cannavò. Palleggia Caracappa da ultimo uomo, tocca a Cagnina, ultimi 70 secondi del primo tempo. Probabilmente non ci sarà recupero, vista anche la situazione di punteggio, vista anche che l'unica perdita di tempo è legata all'infortunio di Genna che lo ha costretto a lasciare il campo. Cirrone lascia scorrere perché Grimaudo chiama la palla a gran voce. Cannavò. La fiondata di D'Amico interessante. Bartoloni legge tutto in maniera perfetta. Andrada. Rama. Indietro, pallone non perfetto ma comunque facilmente gestito dal Bagheria con Aldo Perricone. Andrada per Costa. Palleggia Costa, tocco per Perricone che converge. Ancora Costa. Ultimi istanti presumibilmente del primo tempo. Rama con l'esterno di prima a cercare Giglio, poi colpo di testa un po' suo, un po' di Cirrone, di testa ancora Lucido, poi mette giù Caracappa, quasi scontro con Fiorentino, subentra Cirrone, la palla è per Cinà. Rama, mentre scade il 45esimo, il direttore di gara assegna un minuto, quindi si recupera fondamentalmente lo stop per la sostituzione di Genna. Andrada. Lucera. Perricone. Palla per Daniel Rama. Rama. Palleggia. Poi cambia gioco, va da Perricone, probabilmente già con la testa negli spogliatoi il Fulgatore, mancano 30 secondi, pressing abbastanza blando, poco convinto. Qui poi butta via la palla Perricone, la recupera Fiorentino, poi Caracappa col servizio in verticale, Lucera fuori gioco, sul quale mi riservo qualche dubbio perché è salita in maniera frammentaria la linea difensiva del Fulgatore. Intanto la punizione è già battuta da Grimaudo che vuole avere l'ultima chance. Poi lo sgambetto di Cannavò a Costa, un po' di nervi tesi mentre finisce il primo tempo sul 3-0 per il Bagheria sul Fulgatore. I gol segnati da Giglio, da Caracappa e da Lucera, tutti e tre, il 35esimo e il 41esimo minuto. Prima un paio di occasioni avute dal Bagheria, poco, anzi quasi nulla da parte del Fulgatore. Noi andiamo in break per qualche minuto, dopodiché torneremo dopo l'intervallo sempre qui dal Comunale di Bagheria per il secondo tempo di Bagheria Fulgatore. Restate con noi. Serviva dare una scossa dopo l'ultima sconfitta in campionato e quest'oggi è arrivata 7-0 contro il Sport, prima nel girone B di Serie C2. Siamo qui con Capitan Vito La Fiora. Ti chiediamo subito, tripletta, i primi tre della partita, quanto sono stati importanti nell'esito del match? La tripletta è stata importante, ma però ci tenevamo a dare una risposta da squadra, perché io qualche partita l'ho fatta e purtroppo può capitare che durante un'annata ci sta quella partita in cui magari non scendi in campo, che la prendi male o che non ci sei mentalmente o con le gambe. Però questo non significa che noi non siamo una squadra che può ambire alla vittoria del campionato, a giocarsi una finale alla fine. I miei compagni erano carichi, io ero carico e anche il mister, quindi tenevamo a dare una risposta netta e chiara. Loro sono un'ottima squadra, come dicevi tu, sono prima nell'altro girone, non sono gli ultimi arrivati, ma noi ce la siamo giocata a viso aperto perché avevamo voglia di rivalsa. Può capitare un'uscita a vuoto, ma la seconda sarebbe stata troppo, quindi siamo entrati convinti cattivi e si è vista, è stata una partita per lo più dominata.
La sconfitta contro il Pioppo può aver dato forse nuova linfa e quella voglia, quello stimolo di fare meglio? Sì, quando mi hai intervistato sabato scorso ti ho detto che anche dalle sconfitte pesanti c'è da prendere qualche cosa. Quel qualcosa è la voglia di rivalsa, di fare bene. Non puoi ripetere lo stesso approccio della partita scorsa. Quindi rientri con un appiglio diverso, con una voglia diversa e questo ti motiva a fare meglio. Quindi se c'era qualcosa da prendere era proprio questa, la voglia di rivalsa l'abbiamo dimostrata in campo. Oggi 2 tiri liberi, uno calciato da Gennaro, parato dal portiere, poi il gol del giovane Nicchia. Ti chiedo di commentare l'episodio di Gennaro che doveva battere anche il secondo, ma lo ha ceduto volontariamente al giovanissimo Nicchia che ha anche fatto gol. Visto da fuori noi siamo una semplice squadra, visto da dentro noi siamo una grande famiglia, da noi non c'è Gennaro, Vito, Nicchia, da noi c'è il Palermo, quindi per noi conta la squadra prima di ogni cosa. Gennaro ha un cuore grande quanto una casa, oltre ad essere un grande giocatore, ha visto il compagno motivato, deciso, gli ha ceduto il pallone come giusto che sia. Gara di andata terminata quindi con il risultato di 7-0. Come la imposterete per la gara di ritorno e se soprattutto questo risultato vi farà stare un po' tranquilli, fermo restando che comunque il campo di Cefalù è diverso dal manto del Tocia, perché intanto è un palazzetto, è più piccolino e quindi il modo di giocare la palla sarà decisamente differente. No, come ti dicevo prima, loro sono un'ottima squadra, siamo noi che abbiamo impattato la partita in modo deciso, però stare sereni no, perché loro, campo a 5 tu lo sai, il gol è dietro l'angolo, in 3 minuti, in 2 minuti si può fare subito gol, quindi è giusto prepararla in maniera convinta e giocarsela come se fosse finita 0-0. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida contro l'Oratorio Cosme Damiano che ieri ha perso in Coppa contro il Pioppo. Ti chiedo se li conoscete e se come la preparerete questa partita in settimana, visto che comunque quest'oggi avete già giocato e forse le gambe saranno un po' pesanti. No, allora i ragazzi li conosco, qualcuno, c'è anche un amico mio fraterno che ci gioca a Damiano, quindi sono una squadra che è un'ottima squadra. La posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra perché loro sono un'ottima squadra, hanno pure degli ottimi elementi. Noi la prepareremo come sempre, come ti ho detto sabato, non è che una sconfitta ci pregiudica la preparazione di un'altra partita, nemmeno una vittoria o un pareggio. Noi prepariamo tutte le partite perché tutte le partite devono essere lottate, sudate e poi sia il caso vinte. Adesso l'ultima domanda per il capitano, hai fatto 3 gol, hai promesso qualcosa dello spogliatoio? Sì, sicuramente al prossimo allenamento mi costerà dei dolcini, ma li porto con tutto il cuore perché ti ripeto, la squadra, prima di essere squadra, sono i miei fratelli, lo faccio con piacere.
Torniamo live dal comunale di Bagheria, secondo tempo che sta per iniziare tra Bagheria e Fulgatore. Ricordo il parziale, anzi lo potete vedere anche in sovraimpressione, il parziale di 3-0 con cui si è chiusa la prima frazione di gioco, con il Bagheria che ci ha messo 35 minuti per sbloccare il risultato. Poi la giocata per Giglio, che ha battuto con un tiro dalla distanza il portiere Grimaudo. 3 minuti dopo, assist illuminante di Lucera per Caracappa che ha raddoppiato. Passano altri 3 minuti. In gol anche Raimondo Lucera su assist, a sua volta dalla linea difensiva. Formazioni che non sono cambiate rispetto alla fine del primo tempo, e allora il 4-3-3 del Bagheria, con Cagnina tra i pali, linea difensiva con Cinà a destra, Bartoloni a sinistra, Costa e Perricone centrali, in mezzo al campo Rama affiancato da Andrada e da Caracappa, in avanti Lucera e Giglio con il falso 9 Domenico Fiorentino. Dall'altra parte 3-5-2 per mister Messina e per il suo Fulgatore. In porta c'è Grimaudo, in difesa, anzi in realtà è un 4-3-2-1 in realtà per la squadra ospite, che opera un cambio. C'è l'ingresso con la maglia numero 19 di Antonio Conventi, che ha preso il posto di Calamia, anzi maglia numero 15 in realtà, no, quindi maglia numero 15 Antonio Giuseppe Incamicia, chiedo scusa. Quindi linea difensiva a 4, anzi i cambi sono 2, perché è entrato anche Conventi, sia al posto di D'Amico Allora può iniziare a breve il secondo tempo qui da Bagheria. Il direttore di gara che guarda l'orologio, porta il fischietto alla bocca e mette il fischio. Rimettetevi comodi perché inizia la ripresa di Bagheria Fulgatore col punteggio di 3-0. E dunque la formazione cambiata nuovamente per il Fulgatore, che ha già speso 3 dei 5 cambi a sua disposizione. In porta c'è Grimaudo, mentre intanto attenzione a Fiorentino, cerca il dribbling proprio ai danni del nuovo entrato Incamicia. A destra c'è Occhi Pinti nella linea difensiva con a sinistra Cirrone, poi proprio Incamicia al fianco di Reina nella coppia centrale. In mezzo al campo ci sono Saul Castiglione a destra, Giovanni Castiglione e Lucido in mezzo al campo. Sulla fascia sinistra gioca Peralta, gli attaccanti sono Cannavò e per l'appunto l'altro subentrato con la maglia numero 19 Conventi. Intanto Perricone con la giocata per Rama. Andrada può arrivare per primo, poi si scontra con 2 giocatori avversari senza commettere fallo. Rama con la palla verticale per Lucera, che può correre verso l'area avversaria. Lucera guarda la porta, Lucera con la sterzata, con l'ottima chiusura da parte di Incamicia. E secondo tempo che inizia con un calcio d'angolo per il Bagheria. Subito Lucera protagonista, anche se qui forse si è allungato un po' troppo il pallone il fantasista palermitano, che la lascia scorrere. Si occuperà della battuta Samuele Caracappa. Caracappa con la rincorsa effetta a rientrare per il suo destro, che spiove sul secondo palo, colpo di testa e ci ha preso gusto Aldo Perricone. Cala il poker il Bagheria, rimane fermo Grimaudo e il gol del 4-0. Secondo gol consecutivo in casa per il capitano, per quello che sta assumendo i gradi di capitano in assenza di Giorgio Stassi. Lo sta facendo
in maniera egregia. Ha trovato anche la rete del poker, il centrale che l'anno scorso ha ottenuto anche una bella promozione dalla promozione in eccellenza con il San Vito, insieme tra l'altro al suo grande amico Manfredi Di Giorgio. Manfredi Di Giorgio che l'ho chiamato ed entra, quindi una quarantina di minuti per il numero 15 del Bagheria. Primo cambio per Tomasello, ha preso il posto di Andrada. Va subito a prendersi il pallone l'ex tra le altre di Dattilo ed FC Messina. Qui perde una brutta pallacina Cannavò, subito il contrasto di Di Giorgio che spende subito il fallo. La gioca subito Cannavò, ma fuori gioco. Fuori gioco di Peralta. Andiamo a vedere allora le panchine, visto che già sono stati effettuati ben 4 cambi dei 10 a disposizione. Partiamo dalla panchina del Bagheria. Dopo l'ingresso di Di Giorgio rimangono a disposizione di mister Tomasello il secondo portiere Margarese, poi Lopresti, De Giorgio, Boatta, Garcia, Florio, Gallina e Nanni D'Amico. Dall'altra parte, per gli ultimi 2 cambi, mister Messina ha a disposizione il secondo portiere Benivegna, poi Parrinello, Russo, La Pica, Enrico Russo, oltre ad Emilio Russo e Alessio Gallina. Reina, tocco per Lucido. Cerca compagni a servire, poi passa centralmente da Giovanni Castiglione. In camicia. Palla che scorre dalle parti di Saul Castiglione. Prova a scavalcare, il controllo un po' difficoltoso. E la palla poi recuperata da Perricone. Lucera, Rama. Lancio di Rama, la fa scorrere Gio, prova ad arrivare dall'altra parte Caracappa, anticipa tutti. Però Cirrone. Giovanni Castiglione. L'anticipo secco di Rama, poi spende fallo con 20. Punizione per il Bagheria. Tra l'altro, come scambiavamo anche nelle consuete 2 chiacchiere, fine primo tempo, cose che accadono normalmente, Bagheria che, anche come ricordava il Fulgatore in un post, quasi a voler esorcizzare l'attacco debordante degli avversari, Bagheria ha segnato la media di 2,9 gol a partita in campionato, media che è stata già migliorata dopo i primi 51 minuti di questo incontro. Costa intanto la pressione di Cannavò, che concede soltanto il fallo laterale, cerca quantomeno di tirare fuori la grinta la formazione di mister Messina. Come si dice in questi casi, non è in questi campi che si devono cercare i punti salvezza, però è anche chiaro che perdere punti e soprattutto perdere partite in questo modo sicuramente non fa bene al morale di una squadra che, ricordo, l'anno scorso, 1 anno e mezzo fa, aveva concluso la stagione 2022-2023 con la promozione in eccellenza. Dopo un anno è riscesa tramite playout. Mentre intanto attenzione a Lucera che mette dentro il pallone, fuori gioco. Fuori gioco di Lucera e quindi non vale la rete di Daniele Rama. Pallone recuperato da Di Giorgio, poi Rama, serve Lucera, questa volta posizione regolare ma manca il controllo. Adesso Lucera vuole cercare sempre la giocata d'effetto, sa di poterlo fare, sa che ci sono 4 gol di vantaggio e quindi viene meno la pressione data dal risultato. Lucido, poi attenzione all'apertura di Alettone di Ferentino ai danni di Lucido. A terra il numero 16,
Qui Reina va a protestare col direttore di gara. Si riparte dunque con una punizione in favore della squadra ospite, mentre scende il sole sul comunale di Bagheria, scende anche la temperatura. Qui forse un contatto falloso di Giorgio, l'arbitro lascia giocare, contatto su Occhi Pinti. Pericone mette la palla fuori per consentire le cure ad Occhi Pinti. Intanto Fulgatore restituisce dopo che Perricone l'aveva messa fuori. Dunque gol di Perricone, un altro 4-0 che si profila. È chiaro, c'è ancora tanto tempo da giocare. Ricordiamo che 4-0 è finita anche l'ultima sfida giocata in casa dal Bagheria. Bagheria che, abbiamo detto, segna tanto, segna tantissimo, ma subisce anche molto poco, frutto, merito naturalmente anche di uno schieramento a trazione anteriore da parte di Tomasello, che per carità non gioca con punte centrali, non gioca con pivot al centro dell'attacco, ma propone uno schieramento con 3 giocatori offensivi nel tridente, propone Caracappa, propone anche 2 terzini abbastanza propositivi come Cinà e Bartoloni, quindi è una squadra sempre molto pericolosa. Peraltro limitatamente al reparto offensivo sono 3 giocatori, Lucera, Fiorentino e Giglio, che hanno tanti gol e diversi assist nelle gambe e nei piedi. Intanto secondo cambio per il Bagheria. Esce Rama. L'ingresso di Florio ed esce anche Bartoloni, quindi doppio cambio. E l'ingresso di Nanni D'Amico. Dunque dentro Florio e D'Amico, con Florio che passa ovviamente a fare il centrale insieme a Perricone con Costa che s'allarga. In mezzo al campo adesso si abbassa Domenico Fiorentino con Nanni D'Amico che fa la punta. Qui rischia qualcosa Costa e alla fine perde il pallone sul pressing da parte di Peralta. Arriva Cirrone sul fondo, mette in mezzo un cross basso e debole, interviene Di Giorgio, allora si può scatenare il Bagheria. Subito in partita D'Amico che accelera, è un 4 contro 4, Lucera sovrappone, poi la palla ancora per D'Amico, fuori gioco. Aveva sovrapposto Ramo, mentre prima ho fatto un errore, non è uscito Ramo, è uscito Caracappa, è uscito l'8 e non il 4. Qui recupera palla D'Amico che è entrato bene in partita. Di Giorgio. Qui la giocata tentata da Giglio, non può arrivare sul pallone Lucera. Grimaudo rischiando qualcosa va da Cirrone. Lucido la gestisce e poi va a battere lungo. Saul Castiglione, 1 contro 1 con Cina, poi Perricone taglia la strada a Conventi, tiene il pallone, prova ad allontanarlo, ci riesce. Qui molle Di Giorgio, consente il recupero agli avversari, poi D'Amico alla meglio sul Lucido. E allora c'è la ripartenza con Manfredi Di Giorgio che accelera, poi tocca subito per Lucera, vuole sfruttare l'1 contro 1 con Reina. Lucera salta netto, Reina si presenta davanti a Grimaudo,
Lucera! 5-0, pokerissimo servito e doppietta per Raimondo Lucera, che serve il bis. Dopo il gol nel primo tempo diventano 5 i gol della capolista che vola. Qui praticamente un dead man walking Reina nell'1 contro 1 con Raimondo Lucera, che l'ha messa lì alla sinistra di Grimaudo, spiazzato, e sono 2 per Lucera. Tanto cambio con anzi un cambio per parte. Esce Giglio, anzi dall'altra parte esce Giovanni Castiglione intanto, con l'ingresso in campo di Enrico Russo. Dall'altra parte entra Gallina al posto di Giglio. Riprende il gioco con il Bagaria che ha portato a 5 le sue marcature con doppietta. Prima marcatura multipla del pomeriggio e di Raimondo Lucera. Qui intanto fallo di Cina. Lucido, palla per Castiglione, è rimasto solo lui in campo, Saul Castiglione. Giovanni è uscito. Lucido cambia fronte, c'è Costa che aspetta lì il pallone, lo colpisce di testa. Fiorentino, Costa, ancora per Domenico Fiorentino che torna a fare la mezzala. Perricone porta sulla palla con calma, poi serve D'Amico che non ha un buon impatto, poi spende fallo su Castiglione, punizione, mezz'ora alla fine più recupero. Cirrone, Peralta converge quello scarico per Lucido che la fa scorrere, lo aspetta lì anche occhi pinti, poi la palla per Castiglione che spezza il raddoppio, poi l'entrata di Di Giorgio, rimane giù Castiglione. Tanto simpatico Siparietto con Rama che palleggia con Ciccio Salemi, con dirigente di vecchia data, di vecchia scuola, ricordato quest'anno al Bagheria. Intanto si è rialzato Castiglione che zoppica un po' sicuramente l'impatto con Di Giorgio che è intervenuto sul pallone, cenni di intesa tra i due e palla che viene restituita al Fulgatore, al Bagheria, scusate, con 29 minuti più recupero alla fine e con Cagnina che la rimette in gioco. Costa, cercato Gallina, trovato Cirrone che non riesce a tenere la palla in campo, sarà rimessa per la formazione, mentre c'è un altro cambio, è l'ultimo cambio per il Fulgatore. Comincia ad attraversare il terreno di gioco Castiglione, sarà lui a lasciare il campo. Al suo posto maglia numero 17 Andrea Lapica, e dunque termina i cambi anche con un buon anticipo rispetto alla chiusura della gara mister Antonio Messina. Mancano ancora 28 minuti più recupero, quindi una mezz'oretta da giocare. Fiorentino, scambio con Gallina che si libera bene del pallone, poi Fiorentino cerca con una palla un po' cervellotica Lucera, prova a riconquistare ma solo per un attimo il Fulgatore. Cina che è passato a sinistra, innesca Lucera, tunnel su il nuovo entrato Lapica, quella palla che non è arrivata a destinazione. In camicia Cirrone, in incontro Russo, Cirrone va da solo, poi decide di verticalizzare, c'erano solo maglie verde fluo in quella zona, in particolare quella di Cristian Costa che allontana. D'Amico può solo spizzare in camicia.
Reina con lo scambio. Lucido, palla per Occhipinti, cerca qui la giocata senza successo la Pica, e fallo laterale per il Bagheria, che adesso si è messo quasi con il cruise control, senza forzare, senza azzardare nulla. Di Giorgio, minuti importanti senza dubbio per il centrocampista, che vanta anche diversi gettoni di presenza in Serie D. Poc'anzi menzionavo il Dattilo, l'FC Messina. Tra il quale da un paio di stagioni manca l'eccellenza. Mentre qui intanto Fiorentino per vie centrali, accompagnato da Perricone, poi scucchiaiata, va a sbattere D'Amico su Reina. Perricone ormai imperverso in attacco, Lucera per Perricone, pallone di ritorno, Perricone addosso a Grimaudo, sarà angolo. Ormai in ava scoperta Aldo Perricone, si diverte anche lui. Area piuttosto affollata sul calcio d'angolo di Lucera, secondo palo Grimaudo con la presa. Palla giocata corta per Reina, poi Occhipinti, pressato, recupera il pallone il Bagheria, Lucera per D'Amico, cerca il primo palo, trova l'esterno della rete. Adesso se ne torna in difesa Aldo Perricone, la sua missione in attacco per il momento si esaurisce qui. 25 più recupera alla fine, ormai striscione del traguardo abbastanza vicino per il Bagheria Città delle Ville, che dunque vince un'altra partita. Siamo a 9 su 10, a meno che non succedano eventi catastrofici che onestamente facciamo fatica, io personalmente faccio fatica a prevedere, poi fate un po' voi. In camicia, palla per Russo, poi servizio a sinistra, Cirrone intercettato da Fiorentino. Il colpo di testa di Giorgio che si arrampica, poi Costa allontana Florio, qui duro e falloso in camicia su D'Amico. Bagheria che nel prossimo turno, che sarà anche l'11° in programma domenica prossima, tornerà in trasferta. Intanto cambio con l'uscita di Domenico Fiorentino e l'ingresso al suo posto, maglia numero 17, per Matteo Joaquín Garcia, punta argentina, che aveva inizialmente trovato posto nello spot occupato da Stassi, mentre qui intanto la percussione di Giorgio, poi fa buona guardia Vito Grimaudo. I due si danno anche un cenno di intesa, si conoscono. Dicevo, Bagheria che domenica prossima giocherà un altro big match, anzi un big match, che è quello contro lo Sport Palermo al Pisani di Palermo, appunto. Pulgatore che ospiterà la Margheritese in una partita da non fallire. Qui intanto fallo di Giorgio, giallo. Bagheria quota 27 per un'altra partita in cima. Ricordo anche le altre partite del programma della nona giornata, della 10ª giornata, chiedo scusa. Tutto domani
Aspra Mazzara, Margheritese Cus Palermo, Regina Mundi, Bagheria 90-011, quindi la squadra di Tomasello tiferà in un certo senso per i cugini neonati bagheresi. Poi Borgetto Giardinello Sport Palermo, Valderice Montelepre e infine Renzolo Piccolo Terrasini contro Alcamo. Si riparte da Grimaudo. Battuta lunga. Colpo di testa di Giorgio che vola su questo pallone. Di Giorgio il secondo ammonito della partita dopo Cirrone. D'Amico. Cambia gioco, vede Lucera che è tutto solo. Posizione regolare, Lucera, le finte su Occhi Pinti. Ancora Lucera, conclusione mancina. Sopra la traversa. E vuole portarsi il pallone a casa, mi sa, Raimondo Lucera. Parte Cirrone per il Fulgatore. Costa con calma, forse è tirato giù con venti da Florio, anzi Cannavò. Di Giorgio, Costa, Florio. State a inseguire il pallone, non lo tiene in campo. Un po' di leggerezza in casa bagherese. Intanto problema per Cristian Costa. Il direttore di gara che chiede ai giocatori sotto in panchina di non stare con la maglia da gioco, casacca o la felpa. Cirrone, intercettato il suo passaggio dall'intervento di Gallina. Allora, proprio Cirrone va a battere con le mani, probabilmente andrà verso l'area. La battuta lunga del terzino del Fulgatore. Al limite cerca Cannavò che tenta la sforbiciata. Si scontra con Perricone. Poi Reina, lungo per tutti, non per Cagnina che la blocca. Ultimi 20 minuti in arrivo qui al comunale di Bagheria. Bagheria Città delle Ville 5, Fulgatore 0. Gol di Giglio sbloccare il risultato. Caracappa per il 2-0. Lucera per il tris. Poi nella ripresa Perricone per il poker. E ancora Raimondo Lucera per la quinta marcatura. Sullo sfondo vedete ancora i lavori in corso, in pieno svolgimento sulla gradinata del comunale. Lavori che dovrebbero terminare, si spera, entro la fine del 2024. Gallina per il 6-0. Gioia e gloria anche per lui, che controlla, batte Grimaudo che rimane di sasso. Diventano 6 i gol del Bagheria che chiude il primo set. Dunque 19 alla fine più eventuale recupero. A questo punto mi sa che si recupereranno soltanto i cambi, che tra altre cose sono anche stati neanche troppi nella ripresa, visto che sono stati effettuati 10, di cui 3 tra intervallo e primo tempo, quindi 7 cambi. Presumibilmente 3 minuti verranno recuperati, verranno fatti recuperare al direttore di gara. Ma Bagheria che vuole continuare a divertirsi, sicuramente non sarà dello stesso avviso il Fulgatore, ha già beccato 6 gol. Gira palla e gestisce bene il Bagheria, verticale per Garcia che entra in area. Garcia fermato, conclusione fuori. Dunque sicuramente anche un buon viatico questa rotonda vittoria per arrivare appunto
ad una settimana molto importante perché si gioca in casa dello Sport Palermo, che è una squadra che non molla mai, è una squadra che lotta sempre tanto, è una squadra che ha anche diversi valori molto interessanti, molto importanti, portati in primis da Paolo Scalia, dal tecnico. Ram scambia con Di Giorgio, poi Costa, D'Amico, ancora Cristian Costa, Di Giorgio, poi serie di batti e ribatti, alla fine alla meglio il Fulgatore con questa verticale a cercare Conventi che sfugge alla marcatura di Perricone. Conventi sull'uscita di Cagnina e la palla che esce neanche di troppo, rischia qui il Bagheria. E possiamo dire che questa è stata la prima palla gol dall'inizio della gara per il Fulgatore, minuto 74, mentre c'è a terra, credo, Cannavò. Si è rialzato Cannavò, che dovrà ripartire da bordo campo. Tanto si riprende con Florio. Costa. Pallone che arriva a Gallina, ricordo autore dell'ultimo gol realizzato in ordine di tempo. Qui non passa D'Amico. La palla ce l'ha in camicia che scarica su Reina, ora Cirrone. Tanto l'arbitro fischia, fallo di Garcia su Cirrone. Pressione un po' troppo aggressiva da parte dell'attaccante argentino. In camicia, anzi si trattava di Lucido, la palla per la Pica che evita l'intervento di Rama. Poi sbaglia completamente il tocco, allora prova a distendersi ancora il Bagheria, 3 contro 3. Garcia serve male Lucera, va a pressare su Grimaudo che va a lanciare di testa Gallina, forse spinto, l'arbitro lascia giocare. Cannavò, zoppica il numero 9, ha finito però i cambi Messina, quello che dicevo prima, forse terminati con un po' troppa fretta gli interventi alla panchina da parte del tecnico della squadra bianca e blu, che qui gestisce il pallone con occhi pinti, fermato da Garcia. Rama, Lucera si ferma, appoggia Daniele Rama. Di Giorgio, Gallina, Rama, Di Giorgio, apertura a dare aria al giro palla, tocco per Costa, ancora Manfredi Di Giorgio. Cerca di verticalizzare, viene fermato dall'intervento di Russo. Russo prova a servire Cannavò, l'anticipo secco, facile da parte di Perricone. Poi Gallina la tiene in campo sull'aggressione di Cirrone che lo costringe a perdere metri. Ancora Gallina, adesso raddoppiato, l'arbitro fischia contro Russo. 13 più recupero alla fine, quindi quarto d'ora giù di lì e poi sarà nona vittoria questo campionato per il Bagheria. Costa, non arriva D'Amico, allora Lucido per Rousseau, pressato da D'Amico, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio. Lucido rischia di perderla, alla fine la perde. Perricone indietro per Cagnina.
Altra partita quasi da spettatore non pagante per l'estremo difensore classe 2005, impensierito solo da Conventi qualche minuto fa. Per il resto guanti immacolati per il numero 90. Garcia allo scontro, fallo commesso da Cirrone, punizione per i padroni di casa. Con Florio sulla palla. Alla fine ha recuperato l'11 in maglia bianca e blu. Tra l'altro, parlando di numeri personali, Lucera sale a quota 10 in classifica marcatori. Stacca Inasio Pierce del Montelepre. Sono invece 4 i gol segnati da Caracappa, 3 quelli di Perricone e di Giglio. Primo sigillo personale invece per Gallina. Di Giorgio qui affrontato bene da Russo, poi Cannavo va a sbattere sulle maglie verde fluo del Bagheria e perde palla. Cagnina cerca la giocata su Cina che interviene di testa, c'è una deviazione che favorisce Lucido. La pica, cross per Ricone in acrobazia, poi Di Giorgio prova a passare, D'Amico recupera, serve proprio il 15, ancora Di Giorgio. Riesce a liberarsi, palla per D'Amico, 3 contro 3, l'ennesimo per il Bagheria. A destra Garcia servito. Garcia va a puntare all'avversario, perde poi il pallone e viene fermato. Allora si ripartirà dal fondo, ultimi 10 minuti in arrivo prima dello scoccare del 90°. Reina con il tocco per Occhi Pinti, pressato e fermato. Allora Lucera prova ad andare. Lucera centralmente D'Amico. D'Amico non c'è luce per il tiro, allora c'è lo scarico per Gallina. Tocco per Garcia, posizione regolare. Garcia, la finta, Garcia con il tiro mancino intercettato. Lucido, verticale su Cannavo, 1 contro 1 con Perricone. Cannavo 1 contro 1, Perricone col fisico lo ferma, poi non riesce a liberarsi ancora del pallone. Alla fine guadagna punizione. Cagnina decide di giocare corto, ma sbaglia qui Di Giorgio, erroraccio del centrocampista. Allora prova ad andare Peralta. Peralta va a chiudersi in un angolo, poi si libera del pallone, trova Cirrone che propone il cross deviato da Florio, arriva dalle parti di La Pica che si coordina ma calcia alto. Alla battuta Cagnina, colpo di testa di Giorgio, poi Cirrone fermato da Garcia che mette il fisico. Garcia contro in camicia, qui gesto di stizza di Garcia. Tutto rientra per fortuna.
Ha già recuperato palla il Bagheria con Manfredi Di Giorgio. Il tocco per Rama che scambia con lui. Cina. Oh, pericoloso questo pallone per Rama che in qualche modo di testa appoggia per Di Giorgio. Florio per Costa. Gallina fermato e comunque fallo laterale per il Bagheria. Qui l'anticipo secco da parte di Peralta, poi Conventi messo giù da Florio, punizione Fulgatore. La punizione per il Fulgatore, sulla palla c'è Lucido, l'arbitro guarda l'area per valutare eventuali contatti, alla fine se ne va Lucido, tocca a Cirrone che prende la rincorsa, la mette sul secondo palo, l'uscita di Cagnina, era in fuorigioco Reina. Allora Cagnina serve Florio, controlla D'Amico, poi la palla recuperata, ancora D'Amico a pressare e a prendersela. D'Amico prova a far correre Garcia, l'uscita di Grimaudo. La pica contro Rama, fallo di Rama. Poi doppio 5 d'intesa tra i due. Alla fine è giusto distendere gli animi. Conventi riesce a scaricarla su Russo, poi palla giocata in avanti, interviene Costa, poi si lotta, ancora Costa a metterla via. Lucido di testa dalle parti di Peralta che prova ad andare, serie di finte, ancora Peralta, palla per vie centrali su Conventi. Ancora il 19 che resiste a Gallina, mette in mezzo di testa Florio, poi Lucido d'esterno, le proteste. Ho lasciato in real audio perché comunque le proteste verso il secondo assistente. Cina intanto pressato dalla pica, riesce a passare, tocca a Lucera. Di Giorgio verticale verso Cina, intervento di La Pica. Non arriva Occhipinti. Rama con il tocco per Costa. D'Amico la aspetta e poi prova a proseguire. Di Giorgio, cambio gioco, a cercare Lucera, l'intervento di Occhipinti che mette un po' in difficoltà i compagni, infatti arriva D'Amico che commette credo fallo di mano. Allora punizione per il Bagheria, 3 minuti più eventuale recupero. Con Grimaudo che va a battere lungo. La tiene in campo qui Peralta. Russo per Lucido. Ora La Pica che prova a far scorrere contro Cina che lo stoppa, poi arriva Rama, gli porta via il pallone. Sempre La Pica, tocca per ultimo.
con le manicina su Di Giorgio, cerca compagni da servire, poi il tocco indietro per Aldo Perricone. Di Giorgio, Gallina può portare avanti il pallone con spazio, decide di allargare su Nanni D'Amico. Costa, Cagnina, l'avanzata di Florio che scambia ripetutamente con Rama, poi apertura dalle parti di Alfonso Cina, prende in controtempo Lucera, non arriva Garcia perché lo anticipa Reina, e poi Cirrone indietro per Grimaudo. Anche il linguaggio del corpo dei giocatori del Folgatore inizia a essere di resa quando mancano 75 secondi alla fine. D'Amico, Costa l'allontana per evitare guai, Garcia con la sponda non perfetta, Cirrone, poi Rousseau, pressato ancora da Garcia, poi pallone messo fuori da Reina. Fallo laterale per il Bagheria, 40 secondi alla fine. Tanto recupera Nanni D'Amico. C'era Lucera che protestava per un fallo ai danni di Garcia. Non è stato dello stesso avviso il direttore di gara. Di Giorgio scambia con Cristian Costa, poi Lucera fronteggia, Lucera vede Grimaudo fuori dai pali, non lo sorprende. Un minuto di recupero. Tanto un minuto di recupero già in corso, non l'hanno presa bene i giocatori del Folgatore questa conclusione dal centrocampo di Lucera, forse anche poco memori di quello che Lucera ha dimostrato di saper fare. Grimaudo col lancio, Folgatore che rilancia, alla fine finisce la partita, finisce 6-0, qui un po' di tensione non richiesta. Tanto ci pensa in primis mister Tomasello a riportare la calma. Squadre divise, e allora chiudiamo la nostra diretta qui dal comunale di Bagheria con il risultato di Bagheria 6, Folgatore 0, doppietta per Lucera, gol nel primo tempo di Giglio e di Caracappa, nella ripresa di Perricone e di Gallina. Quota 27 raggiunta per il Bagheria, che rimarrà senza alcun dubbio da solo in testa per un'altra settimana. Domenica prossima Sport Palermo contro Bagheria, altra partita importante, altro step importante. D'altra parte Folgatore che rimane fermo a quota 10 punti e la zona play-out è sempre pericolosamente vicina. Da Francesco Cammuca, dal comunale di Bagheria, un saluto e un ringraziamento per averci seguito. L'appuntamento come sempre alla prossima.